giorno svolta sul movente del delitto del 52enne kosovaro picchiato e accoltellato. La figlia era stata costretta ad abortire. Da lì la serie di violenze testimoniate anche da un video. Ennesima rissa tra ragazzini questa mattina in stazione a Treviso, calci e pugni per un cappellino. Erano in 7-8 contro 1 al racconto di alcuni testimoni. Legami con l''ndrangheta del Trentino, interdittiva antimafia della prefettura nei confronti di una trentenne residente a Treviso. Aveva chiesto licenza per aprire un'attività di vendita online di auto e moto usate. Autonomia, oggi il presidente del Veneto Zai è stato ascoltato in Commissione Affari Costituzionali a Roma. Qui ha confermato la linea: non appena ci sarà l'ok al testo si chiederanno le prime 9 materie. Rivoluzione del mercato cittadino, il Comune potrebbe a breve rendere definitivo l'attuale assetto dovuto al cantiere che devia le auto in transito e rende di fatto Piazzale Burchiellati una ZTL. Commercianti di Roncade sul piede di guerra contro la realizzazione della nuova pista ciclabile che toglie diversi parcheggi utilizzati dai clienti delle attività del centro. Si è conclusa con l'incontro con Papa Francesco durante l'udienza generale in piazza San Pietro, la 3 giorni di pellegrinaggio a Roma dei giovani cresimati trevigiani. Buonasera, ben ritrovati. Telegiornale di Treviso, come sempre in diretta. Partiamo con l'omicidio di Fiera, udienza oggi in Corte d'Assise con una svolta sul movente del delitto. Partiamo da qui. Si tratta del video di una delle aggressioni subite da Rajip Kolgeci, il 52enne di origine kosovara, ucciso a Fiera nei pressi del bar La Musa in viale 4 novembre, in quella che per la procura è stata un'azione punitiva. Immagini queste che secondo l'accusa dimostrerebbero gli antefatti che avrebbero innescato la scintilla. Tutto sarebbe nato in Kosovo da un fatto familiare. La figlia della vittima sarebbe stata costretta ad abortire dall'ex fidanzato, fatto che avrebbe scatenato una serie di episodi di violenza. Effettivamente ci sono dei fascicoli presso i tribunali del Kosovo che attestano queste situazioni. Il problema sarà verificare se effettivamente l'omicidio di cui stiamo parlando ha in qualche modo avuto una scaturigine da quei fatti. In un certo qual modo sembra esservi un collegamento, al momento forse un po' sottile, però probabilmente ci sarà da approfondire. Questo potrebbe cambiare di fatto lo scenario. Ci potrebbe essere il rischio di individuare un'aggravante diversa rispetto a quelle contestate e quindi anche più grave il fatto omicidiario rispetto a quello che oggi viene contestato. Quello della premeditazione? Certo, se dovesse emergere un collegamento di questa natura c'è la possibilità di una contestazione nuova. In aula a raccontare questi episodi il figlio della vittima, Kastiot Kolgeci. Dopo vari pestaggi fra le due fazioni in Kosovo, l'ex fidanzato della sorella avrebbe assoldato Afri Manksuka promettendogli del denaro se avesse ridotto Kastiot su una sedia a rotelle. L'Afrim aveva assolutamente respinto al mittente questa proposta di vendetta. A questo poi va ad aggiungersi un prestito di 500 euro che Kastiot avanzava da un protetto di Manksuka. In Italia le due fazioni hanno iniziato ad incontrarsi fino al tragico 12 ottobre, a quella che ormai viene definita l'azione punitiva finale. Manksuka avrebbe ordinato alla vittima di chiedere scusa davanti a tutti. Al rifiuto è scoppiata la rissa terminata nel delitto. Secondo l'accusa, Afrim Manksuka, 52 anni, anche lui kosovaro, accoltellò Kolgeci alla gamba perforandogli l'arteria, mentre il nipote, il 33enne Valmir Gashi, lo colpì con una mazza in testa. Il mio assistito nega categoricamente innanzitutto la ricostruzione dei fatti che sono stati oggi raccontati, riferiti in udienza dal testimone, nega assolutamente di aver colpito in alcun modo il Kolgeci Rajip e nega assolutamente di essere stato armato nel corso della rissa. La prossima udienza il 17 aprile. Con le immagini ora in stazione a Treviso, questa mattina c'è stata una rissa, l'ennesima, calci e pugni per un cappellino, erano in 7-8 contro 1. E io ho visto praticamente che niente, c'erano questi ragazzi che provavano a fare un po' i bulli con quest'altro ragazzo, gli hanno preso il cappellino e poi la storia andava avanti, quello lì diceva dammi il cappellino così e a un certo punto sono arrivati alle mani. Sono venuti alle mani con pugni, calci, solite cose.
Solite cose, Sì, perché solite succedono... cose perché le vedi dai video, le vedi sul giornale, su Antena 3, le vedi da qualsiasi parte, in poche parole, dai. Il copione si ripete nel quadrante più caldo di Treviso, attorno a mezzogiorno, quando una banda di ragazzini tenta di rubare un cappellino a un coetaneo. In molti assistono alla scena, il parapiglia e generale, protagonisti quasi tutti minorenni. C'erano 7, 8, 10, sì, una decina di ragazzi, e per un cappellino da 5, penso 10, chissà, magari anche 50 euro, per niente, uno gliel'ha levato e si sono cominciati a prendere a pugni tra marocchini, ragazzi di colore, albanesi, kosovari. C'era un po' di tutto, un mix. Italiani? Quanti ragazzi? Erano in 8, in 9, però contro un italiano, e l'italiano è sempre, hai capito, preso di mira. Ancora una volta la logica del branco, e a poco serve il tentativo di stemperare i toni. E siamo arrivati noi con i nostri amici, gli abbiamo detto non fate i bulli, gli abbiamo detto dagli il cappellino, così hai capito, perché non si fa. Cioè non è che adesso tu vai da uno, solo perché ti piace il cappello, glielo prendi, così non ha senso, non ha senso. E poi è scoppiata questa rissa. Questa, in poche parole, questa rissa, così hanno iniziato a prendersi a pugni lì proprio dalle scale della stazione. Questo ragazzo voleva fare il duro così, capito? E l'ha voluto prendere. Questo ragazzo era un marocchino tutto con il giubbotto, con il cappuccio, bravo. Sì, che fanno casino. Quei ragazzi sono sempre qua in giro e fanno casino. Vogliono fare soldi così nella strada, hai capito? Quelli non va bene, non lavorano, non fanno un cazzo, hai capito? E escono per da fare casino. E la gente è questa che gira a Treviso e sono sempre i soliti. Restiamo in via Roma, dove nella mattinata un uomo in stato di alterazione è stato portato al comando di polizia locale. Urlava frasi senza senso. Ad assistere alla scena lo stesso presidente di MOM, Giacomo Colladon. Uno alterato che stava gridando in modo ossessionante e è stato portato via dalla polizia locale. Frasi sconnesse. Frasi sconnesse, non in italiano. C'era la polizia locale con i cani. A un certo punto l'hanno fatto salire nella loro autovettura e l'hanno portato via. Il racconto, praticamente in presa diretta, è quello del presidente di MOM Giacomo Colladon, testimonianza la sua che dimostra due cose: la prima, la criticità dell'area, la seconda, che le forze dell'ordine in questo angolo di Treviso non mancano. Per buona parte della mattina l'area è stata presidiata dall'unità cinofila della locale. Solo ieri sera, sempre in via Roma, altro episodio con l'arrivo dei carabinieri, un italiano poco più che trentenne in stato di evidente alterazione, prima ha molestato una donna, poi uno straniero. Nella concitazione è salito sull'autobus della linea 55. Hanno trovato rifugio all'interno dell'autobus, l'autista che ho sentito prima mi ha raccontato che all'interno non è successo niente, anche perché dopo pochi secondi sono arrivati i carabinieri che li hanno portati via. Copione simile a Ponte di Piave, dove un 39enne del posto, anche lui fortemente alterato, è stato arrestato nei pressi di un bar dopo aver opposto resistenza ai carabinieri. Giudicato per direttissima e convalidato l'arresto, il soggetto è già stato rimesso in libertà. Ed è in questo contesto che è maturata l'idea del sindaco Mario Conte di dotare di taser gli agenti della polizia locale. Lo stesso presidente MOM appoggia l'iniziativa, che però, sottolinea, non può essere estesa per ragioni normative a vigilantes e autisti. È un elemento che permetterà ovviamente anche alla polizia locale di fare degli interventi in sicurezza. Ben venga, perché spesso e volentieri anche noi ne abbiamo bisogno, e quindi è sicuramente una buonissima idea. Il taser che divide i cittadini, diversi baristi sono a favore, critica è l'opposizione che promette battaglia in Consiglio Comunale. Diciamo che se serve come strumento per farsi sentire sicuri i cittadini va bene, ma non è, diciamo, non sono molto d'accordo sull'utilizzo. Sono d'accordo, sì, anche per gli agenti stessi che si trovano spesso in situazioni difficili da gestire. Può essere un deterrente per evitare che le cose, diciamo, degenerino in modo peggiore di quello che invece si può mantenere. Sicuramente più sicurezza anche per noi, sì. È vero, però basta che sia usato in maniera intelligente e non a caso, ovviamente, però sì, potrebbe essere una buona risorsa. Il taser che fa discutere i trevigiani, ma che trova pieno appoggio in chi la notte a Treviso ci lavora. È mai capitato di vedere qualche scena, insomma, di pericolo, magari la sera? Sì, ma anche il giorno, durante il giorno abbiamo visto certe scene. Sembra una misura
che potrebbe essere usata a sproposito, secondo me. Ecco, cioè non lo so, sicuramente faranno dei corsi, però insomma, se è la municipale forse ci sono altri modi per, diciamo, arginare i problemi in generale. Potrebbe essere un deterrente un po' più comodo. Critica l'opposizione. C'è un problema sicurezza, ma il teaser lo risolverà davvero? Noi pensiamo di no, perché soprattutto il problema di sicurezza è legato a delle questioni sociali, a delle questioni di disagio che sono sempre più frequenti in città. L'introduzione del taser in dotazione alla polizia prevede un passaggio in Consiglio Comunale. L'opposizione annuncia in questa sede che la discussione sarà accesa. È chiarissimo che esiste un problema sicurezza in quel quadrante ed è un problema gravissimo. Dopodiché i commercianti di quell'area ci hanno dato già la risposta e hanno detto che quando c'è stata la pista da pattinaggio sul ghiaccio, quando ci sono stati degli eventi durante il Natale, gli episodi non ci sono stati. E allora continuiamo a chiedere la stessa cosa al sindaco e agli assessori. È una città poco sicura soprattutto perché è una città vuota. Riferimento ovviamente quando si parlava di quadrante, quello di Piazza Borsa, via Fiumicelli, con i diversi episodi che vi abbiamo raccontato negli ultimi mesi. E poi c'è ancora una truffa con la scusa dell'incidente ad un figlio, vittima questa mattina una novantenne che vive in via Botteniga a Treviso. L'anziana riceve una chiamata dall'altro capo del telefono, un uomo le dice che la figlia ha appena avuto un incidente mentre stava attraversando la strada, le dice che ha bisogno di soldi per aiutarla. Il post, lo vedete, è quello del consigliera comunale del PD Antonella Tocchetto. Ho voluto scrivere quanto è successo, spiega, per mettere in allerta i tanti anziani che vivono in via Botteniga. Dalla chiamata in pochi minuti 2 giovani hanno suonato al campanello della anziana signora che ha spiegato di non avere soldi con sé. A quel punto però le è stato chiesto di dare qualcosa di valore. L'anziana, preoccupata per le condizioni della figlia, ha consegnato delle collanine in oro ai 2 che poi si sono allontanati. Interdittiva antimafia nei confronti di una ditta individuale. A capo della ditta un 36enne di origini calabresi, nordafricano, nato in Calabria ma residente a Treviso. Attività sospesa per legami con l''ndrangheta. La prefettura di Treviso ha emanato un'interdittiva antimafia, è la prima del 2024, nei confronti di una ditta individuale gestita da un nordafricano di 36 anni, nato in Calabria ma residente a Treviso. L'attività era stata segnalata dal comune di Treviso, che aveva inviato una richiesta per il rilascio dell'autorizzazione antimafia. L'uomo, operante nel commercio online di auto e moto nuove ed usate, è risultato vicino all''ndrangheta operante in Trentino Alto Adige. È risultato anche avere una condanna per spaccio. L'interdittiva emessa dalla prefettura di Treviso comporta la sospensione e la revoca della licenza. L'ultima in ordine di tempo, quella adottata nei confronti di un'impresa trevigiana operante nel settore dell'armamento ferroviario, la Cenedese di Silea. Nel 2021 la prefettura di Treviso aveva bloccato i lavori alla scuola primaria Domilani per sospetta infiltrazione mafiosa in un appalto del comune. Appalto da 1.260.000 euro che la società trevigiana LM Group aveva ottenuto grazie ad un ribasso d'asta di oltre il 20%. Saranno celebrati venerdì mattina alle 10:30 nella chiesa parrocchiale di Salgareda i funerali di Davis Marceau, il giovane di 28 anni morto nell'incidente del pomeriggio di Pasquetta 90 di Piave. Il feretro arriverà in chiesa all'ospedale di San Donà di Piave, dove la salma del ragazzo morto sul colpo è stata trasferita dal luogo del tragico sinistro. Davis lascia la mamma Sonia, il papà Giancarlo e il fratello Loris. Domani sera alle 19 il rosario, sempre in chiesa a Salgareda. Travolse ed uccise un ciclista, rapinò 3 automobiliste, speronò un'auto dei carabinieri intervenuti per bloccarlo. Steve Quintino sarà sottoposto ad una nuova perizia psichiatrica per la difesa, era incapace di intendere e di volere al momento dei fatti. Aveva seminato il terrore fra Riese e Onedi Fonte, rubato 3 auto, sfrecciato a folle velocità lungo la strada. Aveva travolto ed ucciso un ciclista, Mario Piva, 67 anni, che stava andando a trovare la figlia in bicicletta. Poi aveva speronato l'auto dei carabinieri che stavano cercando di bloccarlo. Steve Quintino, 20 anni, condannato in primo grado a 12 anni per omicidio stradale, rapina e duplice tentato omicidio, ora verrà sottoposto ad una nuova perizia psichiatrica. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello
d'Appello di Venezia, accogliendo sostanzialmente i motivi del ricorso presentato dal legale del giovane, l'avvocato Paola Miotti. Per la difesa, il ragazzo era incapace di intendere volere al momento del fatto. Il giudice nella scorsa udienza non aveva accordato a Quintino la semi-infermità mentale. L'incarico verrà conferito il prossimo 23 aprile ad un medico del REMS di Nogara, struttura in provincia di Verona. Perizia che dovrà stabilire se il giovane fosse capace di intendere volere quel tragico giorno del 1 ottobre 2022 e anche se sia capace di stare a processo. Quintino ha un padre gravemente schizofrenico, sindrome mentale che di fatto può trasmettersi per via ereditaria. Per il perito della difesa, il ventenne avrebbe un quoziente intellettivo di un bambino di 8 anni. L'avvocato Miotti nel ricorso non solo ha argomentato che la schizofrenia è ereditaria, ma ha anche sottolineato che combinata con l'assunzione di marijuana, il giovane aveva assunto stupefacente, può creare una psicosi da delirio allucinante. Siamo a Farra di Soligo ora con le piogge degli scorsi giorni che hanno accentuato la fragilità del territorio. È franato anche un accesso al percorso patrimonio UNESCO delle colline del Prosecco. Per quanto riguarda il cammino delle colline UNESCO, lì c'è stato in uno dei vari accessi al percorso una grossa frana molto importante. Gli effetti delle abbondanti piogge degli scorsi giorni non hanno risparmiato nemmeno il percorso patrimonio UNESCO delle colline del Prosecco. A Farra di Soligo ingenti i danni su tutto il territorio. Abbiamo ormai diverse frane nel territorio comunale, io credo che in proprietà privata ce ne siano oltre 50. Censite, ancora tanti non sono andati a vedere perché il territorio è ancora non si riesce ancora ad entrare. La frana in via Collagù, già in condizioni critiche dopo il maltempo di poco più di un mese fa, che ha di fatto reso inaccessibile l'accesso alla cima della collina dal comune di Farra di Soligo. Ora i danni sono ben peggiori. Il terreno ha ceduto infatti anche sul versante opposto a quello già interessato dagli smottamenti. Io interverrei anche subito se potessi intervenire subito, ma così sono vincolato a dover rispettare tutta una serie di tempistiche. I tempi si prolungano dovuti anche ai tema della burocrazia. Teniamo presente che qui siamo su un'area sottoposta a vincolo e quindi tutta la progettualità ha delle tempistiche che vanno dai 30 ai 60 giorni che sono soggette a parere della sovrintendenza. Problema che preoccupa non poco gli amministratori dei comuni collinari. Dal sindaco di Farra di Soligo l'appello alla Regione Veneto di dare supporto alle località colpite. Io ho chiesto alla Regione che si attivi o con il Ministero o con la Regione stessa andando a stanziare dei fondi specifici per questo tipo di interventi per poter venirci incontro. Io non dico di pagare tutto, non dico di pagare completamente, però di aiutare le amministrazioni pubbliche per mettere mano al dissesto idrogeologico, che è ormai diventata davvero una piaga e un grosso problema. C'è ancora uno strappo all'interno del centrodestra, stavolta siamo a Quinto dove Lega e Forza Italia hanno annunciato il loro candidato. Resta il muro contro muro a Preganziol, caustico è Claudio Borgia, presidente di Fratelli d'Italia. Qualcuno guarda già alle regionali, dice Borgia. Qualcuno ha l'ansia delle regionali, io invece che faccio il segretario provinciale, il presidente provinciale, mi occupo invece dei 55 comuni che vanno al voto e delle europee, quindi questo è il primo dato. Qualcuno pensa alle regionali, noi invece siamo concentrati sulle amministrative. Ogni riferimento a persone o a partiti non è affatto casuale nelle ore in cui all'interno del centrodestra trevigiano si compie un nuovo strappo tra alleati. Succede a Quinto dove Lega e Forza Italia annunciano la candidatura di Ivano Durigon, già vice sindaco tra il 2014 e il 2019. I meloniani si tengono le mani libere. Noi stiamo valutando attentamente qual è il percorso giusto da fare per poter dare ai cittadini di Quinto un sindaco che possa risolvere i problemi e i bisogni della gente. Resta da capire se in questo novero rientri anche la prima cittadina uscente, Stefania Sartori, che 5 anni fa con il centrodestra unito aveva sfiorato il 65%. Altri tempi pare di capire, ma problemi ci sono anche poco più in là, a Preganziol, dove Forza Italia propone un suo candidato di Novecchiato e i meloniani restano fermi sul loro nome. Riteniamo che Gianni Cestaro possa essere quel candidato civico
che potrebbe vincere le elezioni e quindi scalzare il centro-sinistra. Noi su questo non arretriamo, abbiamo già l'appoggio della lista civica appunto di Gianni Cestaro, di noi di Fratelli d'Italia, della lista civica di Elio Tronchin, di Coraggio Italia. Siamo in attesa del sostegno della Lega e ovviamente porte aperte per Forza Italia. Ma un piano B, fa intendere Borgia, in politica c'è sempre. Laddove proprio non si possa trovare una soluzione, allora ognuno per la propria strada col candidato migliore, ci si vedrà al massimo per i comuni sopra i 15.000 abitanti al ballottaggio, per i comuni sotto i 15.000 è ovviamente una gara a 2, a 3, a quante liste ci saranno, a quanti candidati sindaci ci saranno. E con la politica vi parliamo di autonomia. Oggi il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, era in Commissione Affari Costituzionali a Roma, ha confermato la linea, ascoltato in audizione, ha detto non appena ci sarà l'ok del testo si chiederanno le prime 9 materie. È passata al Senato, spero passi velocemente anche alla Camera, dopodiché sarà facoltà di ogni regione chiedere di poter sottoscrivere l'intesa con lo Stato ed è esattamente quello che vogliamo fare. Einaudi nel presentare la Costituzione nel 48 diceva ad ognuno dovremo dare l'autonomia che gli spetta, ecco è giunto il momento. La richiesta al governo delle materie per il Veneto sarà immediata non appena la Camera approverà la riforma Calderoli sull'autonomia differenziata, voto atteso per la fine di aprile, inizio maggio. Questa la roadmap che Luca Zaia ha confermato a margine dell'audizione in Commissione Affari Costituzionali, prodromica l'approdo della riforma nell'aula di Montecitorio. Una volta ottenuto l'ok all'impianto legislativo, la richiesta comprenderà le materie non soggette ai famigerati LEP. Ben venga il fatto che la Commissione Cassese ha definito che 14 delle 23 materie sono, come dice il Ministro Calderoli, leppizzabili, no? Debbono essere sottoposte a LEP. 9 materie però non lo sono. Organizzazione della giustizia di pace, rapporti internazionali e con l'Unione Europea, commercio con l'estero, protezione civile, casse di risparmio, tra le materie immediatamente attivabili, cui Zaia non intende rinunciare in attesa di definire i LEP sulle altre 14, dalla tutela della salute all'istruzione. Un esempio su tutti. Se io potessi decidere di tenere al lavoro i medici che vanno in pensione, diciamo che non basta, ma aiuterebbe a tamponare questa falla di medici che non ci sono. In Italia mancano 50.000 medici e 3.500 dei quali mancano in Veneto. Da Gianni Cooperlo del PD la richiesta di introdurre una clausola di supremazia nazionale, per Zaia nulla di nuovo. Sulla supremazia nazionale abbiamo parlato, in tutti i modelli federalisti esiste la clausola di supremazia nazionale, quindi non è una novità e non è neanche un grande risultato dell'eroismo dell'opposizione. In tutti i modelli federalisti esiste la clausola di supremazia nazionale. Non è un'idea barricadera, non è un'idea rivoluzionaria, non è un'idea che va contro l'unità nazionale come dice qualcuno. Ci fermiamo, pochi secondi di pubblicità, tra poco. TG di Treviso, buonasera, ripartiamo dal centro storico della città. Parla per la prima volta l'assessora Rosanna Vettoretti, assessora al commercio finito nella bufera dopo le critiche di diversi commercianti del centro. A sostenerla c'è anche il sindaco Mario Conte. Oggi con Ascom l'amministrazione ha presentato la prima tranche di prestiti agevolati destinati proprio al mondo del commercio. Sono 10 mesi che sono qui, sono l'ultima arrivata, c'è tanta carne al fuoco, adesso la brace è pronta, la mettiamo sopra. Non si mette in porta per cercare di parare i gol che in molti in questi giorni stanno cercando di segnare per farle perdere la partita. Rosanna Vettoretti, assessora al commercio del comune di Treviso, eletta in quota Fratelli d'Italia, respinge ogni forma di polemica nei confronti dei commercianti che chiedono dialogo, dice c'è il dialogo. O a chi le ha additato un sostanziale immobilismo risponde: io le polemiche per natura non le ascolto perché il mio ruolo qui è fare. A sostenerla in toto è il sindaco Mario Conte. Vettoretti si è dedicata all'ascolto, la fase operativa arriva ora, garantisce. Se è mancata qualche risposta sono io il primo a scusarmi, continua. Risposte, assicura, ne arriveranno. L'occasione è anche quella di oggi, in cui a Casugana è stato presentato un accordo per sostenere attraverso prestiti agevolati commercianti e artigiani. Liquidità immediata, tassi agevolati, prestiti fino a 50.000 euro.
per progetti che aiutino il commercio ad essere più sostenibile, digitale, insomma moderno. Si tratta della prima tranche del progetto Treviso Sostenibile, cui hanno aderito 6 gruppi bancari del territorio insieme a Confidi. A fronte di un contributo di 1.000 euro per finanziamento richiesto, i consorzi di garanzia si impegneranno a garantire prestiti a medio e lungo termine. Per alcuni può essere ossigeno, per altri può essere invece opportunità e spinta per un riposizionamento, per un rinnovamento anche dei servizi. Digitalizzarsi, ovviamente innovarsi, vuol dire anche sviluppare un canale e-commerce, vuol dire anche portare il servizio tradizionale in una chiave nuova. C'è un nuovo pubblico che acquista e quindi dovremo essere pronti, e io dico dobbiamo, noi commercianti, lo sono stata anch'io, per dare le giuste risposte alle nuove richieste. Un intervento spinto dalla necessità di accompagnare le imprese nel delicato processo di trasformazione in atto nel mondo del commercio. Sindaco Mario Conte, che oggi ha parlato anche della rivoluzione del mercato cittadino. Il Comune potrebbe a breve rendere definitivo l'attuale assetto dovuto al cantiere che di fatto rende Piazzale Burchiellati una ZTL. Credo che adesso, approfittando di una fase sperimentale legata alla presenza del cantiere, può anche diventare definitivo. Il mercato di Treviso come una grande zona ZTL. Al sabato e al martedì, giorni di mercato, le auto saranno costrette a fare un altro giro per attraversare Piazzale Burchiellati. Una sola corsia dedicata ai mezzi di soccorso e alle forze dell'ordine, però un mercato libero dalle macchine, libero dall'inquinamento, un mercato più sicuro e soprattutto un mercato più vivibile. La sperimentazione offerta dall'attuale cantiere di fatto anticipa una decisione che era già nell'aria, spinta dalla necessità di rilanciare il mercato cittadino. Lo spunto è arrivato esaminando le osservazioni giunte al piano urbano di mobilità sostenibile. A sostenere la bontà dell'intervento e il fatto che abbia raccolto consensi un sondaggio promosso dal Comune. L'avvio della fase di sperimentazione coinvolgerà, assicura Mario Conte, commercianti e ambulanti, ma l'intervento sembra aver già convinto il primo cittadino. Piazzale Burchiellati sarà anche oggetto di un intervento di riqualificazione delle mura, con la riqualificazione della base delle mura, con l'installazione anche di alcune alberature, e quindi la valutazione di spostare di qualche metro il mercato, quindi c'è proprio una traslazione di qualche metro che quindi di fatto vedrà un mercato senza il passaggio delle auto. E poi ci sono i commercianti di Roncade che oggi hanno protestato contro la realizzazione della nuova pista ciclabile che di fatto toglie loro diversi parcheggi. Adesso è sempre più scomodo, perché tolti questi, la gente non è semplice, cioè il negozio ha bisogno del parcheggio. Noi abbiamo bisogno dei parcheggi perché il nostro lavoro, cioè le persone hanno bisogno di raggiungere il servizio di cui hanno bisogno immediatamente. Poi la passeggiata se la vanno a fare in Restera, se la vanno a fare al parco, ma la necessità è di arrivare dove c'è il bisogno e portarsi la macchina presso. Una vera e propria mobilitazione, quella dei commercianti di Roncade contro la nuova pista ciclabile realizzata su entrambi i lati della centralissima via Roma, che ha di fatto modificato tutto l'assetto dei parcheggi utilizzati principalmente dai clienti dei negozi del centro. Ci sono problemi per chi parcheggia, ci sono problemi per i ciclisti, perché in questo caso è un problema ciclabile. La strada diventa sempre più stretta, per cui siamo tutti scontenti, tutte le categorie, categoria ciclista, categoria negozianti inferociti. Al tema parcheggi c'è anche una questione sicurezza che viene sollevata dagli esercenti. Mi ritrovo a dover andare in una pista ciclabile dove ho vicino le auto che fanno delle manovre azzardate poi per parcheggiare, come verranno gestiti i parcheggi, e con degli autobus, delle corriere, perché questa passano continuamente corriere e autobus, e quindi a schivare questi ciclisti. Quello che lamentano i commercianti è un loro mancato coinvolgimento da parte dell'amministrazione comunale. Ci hanno chiamato per farci vedere una cosa fatta. I nostri sostenitori, i nostri commercianti hanno detto ma si può cambiare, la cosa è fatta. Abbiamo sempre rispettato la richiesta dell'amministrazione comunale di collaborare per una Roncade migliore, ma purtroppo ci siamo trovati dei bei disegni, non è stato valutato assieme a chi alza la sera cinesca e che vede il problema del cittadino. Eppure, dice qualcuno, un'alternativa già ci sarebbe alla pista ciclabile di via Roma e si trova lungo fiume Musestre. È dietro via Roma, attraversa tutta via Roma, è ciclabile, è protetta,
non c'è il pericolo delle auto, passa esattamente via Roma e va fuori in piazza Ziliotto, con un altro accesso per arrivare in centro a Roncade, senza disturbare tutta la comunità. I commercianti hanno deciso di avviare una raccolta firme per chiedere al Comune un passo indietro. Chiediamo che la piazza, la via Roma, nello specifico, venga ripristinata con i suoi parcheggi. Tolti i parcheggi, noi moriamo, assolutamente. Siamo a Soligo per la posa della prima pietra della casa di comunità del quartiere del Piave, investimento grazie ai fondi del PNRR. Si dà il via ai lavori di questa importante struttura, stiamo parlando di 1500 metri quadri, un investimento con fondi regionali e con fondi del PNRR per oltre 2.300.000 euro. Posa simbolica della prima pietra della casa di comunità del quartier del Piave. Il cantiere interessa la struttura adiacente alla RSA Bombozzolla a Soligo. Lavori di ristrutturazione già cominciati che dovrebbero terminare tra circa un anno, quando è prevista l'inaugurazione. Si tratta di una struttura sanitaria di livello intermedio per garantire l'assistenza a un bacino di quasi 50.000 abitanti. A livello strategico, così come è posizionata, è fondamentale, perché qui stiamo parlando del centro di fatto, quindi anche a livello logistico, a livello di spazi, ma a livello anche di accessibilità e di viabilità è sicuramente un valore aggiunto. Lo specialista cardiologo, lo specialista pneumologo, ma poi avremo anche la possibilità di fare radiodiagnostica, avremo la possibilità di fare dei raggi alle persone e poi una serie di esami ematochimici, quindi avremo anche la possibilità di fare dall'emocromo per arrivare a qualsiasi altro esame. Quella del quartier del Piave è una delle 17 case di comunità che sorgeranno nel territorio trevigiano. Obiettivo: fornire assistenza ed essere un punto di riferimento di sanità territoriale. Una sanità a misura di cittadino adatta a trattare anche i disturbi cronici, riducendo così liste d'attesa e lunghi viaggi negli ospedali più vicini. Un polo strategico che mira ad accompagnare i pazienti in percorsi che vanno dalla cura alla prevenzione. L'idea è quella di essere qui, di ritrovarci qui a giugno per poterlo inaugurare, ovviamente con tutta una serie di nuovi servizi che andranno a beneficio dell'intera comunità. Sacchi di plastica bianchi e neri colmi di rifiuti, recipienti, scarti edili hanno non solo una vera discarica a cielo aperto, è quella trovata questo pomeriggio in un fossato di via 25 aprile a Preganziola. Dopo una segnalazione di alcuni cittadini sono arrivati sul posto gli uomini del nucleo operativo guardie rurali ausiliari. All'interno di un sacco sono stati trovati anche alcuni documenti, fatture gettate via. E grazie a questa svista gli autori dello sversamento potrebbero essere rintracciati. Per le indagini la polizia locale di Preganziole, che ha in mano i documenti sui quali saranno avviati gli accertamenti. Per la bonifica del sito è già stata allertata Contarina. Come vedete si tratta di numerosi sacchi di nylon, polistirolo, reti, tutti i rifiuti di qualche ditta che secondo gli uomini del nucleo operativo guardie rurali potrebbe aver realizzato il cappotto a qualche abitazione e poi gettato via gli scarti. E si è conclusa oggi con l'incontro con Papa Francesco, il pellegrinaggio dei giovani cresimati trevigiani. Andiamo a vedere. Una grande ovazione da parte dei 1500 cresimati trevigiani in piazza San Pietro ha accolto il saluto a loro rivolto da Papa Francesco. Arrivati a Roma il giorno di Pasquetta, i giovani, accompagnati da catechisti, animatori e dal vescovo di Treviso Michele Tomasi, per il tradizionale pellegrinaggio organizzato dalla diocesi, hanno partecipato all'udienza generale con il Santo Padre. Un momento che ha concluso la 3 giorni di preghiere e momenti di riflessione culminati con l'incontro con il pontefice. Ogni anno si conferma come un'esperienza molto positiva per i nostri ragazzi, dove scoprono, vivono, sperimentano la Chiesa diocesana e poi quella universale. Il nostro vescovo ci accompagna, si incontra il Papa. Al termine dell'udienza, Monsignor Tomasi, insieme agli altri vescovi presenti, ha salutato il Papa, che ha incontrato poi una rappresentanza dei giovanissimi pellegrini e ha donato loro un rosario. È stato un bell'incontro dove la nostra Chiesa giovane ha mostrato il suo volto bello, partecipativo, attento e soprattutto allegro. Anche Papa Francesco
è stato colpito gioiosamente dal coro dei ragazzi e delle ragazze di Treviso e ha detto che vuole loro bene e io ho assicurato a lui. Notizie di Belluno e provincia. Partiamo con la valanga misurina, è stata dimessa dal pronto soccorso dell'ospedale di Belluno e ha potuto fare rientro a Forni a Voltri la biatleta di 15 anni che ieri mattina è stata travolta dalla slavina che si è staccata da Forcella della Neve. La giovane è finita sotto ad 1 metro di neve, è stata estratta da un sottufficiale del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Auronzo. La Procura di Belluno potrebbe aprire un fascicolo per stabilire se vi siano o meno responsabilità relativa alla valanga che martedì si è staccata da Forcella della Neve nel comprensorio dei Cadini di Misurina. Cosa sta filmando? Non vogliamo disturbare nessuno, stiamo solo facendo il nostro lavoro. Sono state ore concitate quelle vissute a Misurina nell'area di sosta fra l'omonimo lago e il bacino d'Antorno sul tragitto per le 3 cime di Lavaredo. Lì, un'ora dopo circa il distacco della valanga, il pulmino del Centro Internazionale di Biathlon di Forni a Voltri ha acceso il motore e ha lasciato il parcheggio per fare rientro al Carnia Arena, 20 minuti di macchina da San Pietro di Cadore. Via, lontano dalle telecamere, per non esporre ulteriore stress la comitiva di giovani biatleti del gruppo sportivo Montecoglianza che in mattinata erano partiti per un'escursione di sci alpinismo a Forcella della Neve a circa 2400 metri di quota. La slavina si è staccata all'improvviso attorno a mezzogiorno e si è temuto il peggio. Parzialmente investito dalla slavina uno sci alpinista emerso dalla coltre dal busto in su illeso, mentre la massa di neve ha travolto un atleta di 15 anni trascinandola per una 60 di metri nel canale. Per 5 minuti la giovane è rimasta sepolta sotto 1 metro di neve, ma grazie all'ARTVA è stata individuata e messa in salvo da 2 sottufficiali del soccorso alpino delle Fiamme Gialle di Auronzo che hanno riferito di trovarsi poco distante dal gruppo in addestramento. E mentre stavamo arrivando su in Forcella abbiamo assistito a questo distacco della meringa sommitale che c'era in Forcella che ha travolto 2 sci alpinisti. La ragazza è stata dimessa dal San Martino già in serata e ha potuto fare ritorno a casa. Gli angeli esistono, frase e meme hanno fatto in men che non si dica il giro dei social e oggi i nomi dei 2 finanzieri. Con Cristiano Romanin, comandante della tenenza di Auronzo, c'era anche Enrico Tac, che è direttore tecnico della squadra di biathlon del Comitato regionale Fisi Friuli Venezia Giulia. I loro nomi compaiono già nell'elenco delle segnalazioni per le benemerenze ufficiali all'attenzione del comandante provinciale della Guardia di Finanza Dario Guarino. Plauso del presidente della regione Luca Zaia agli uomini del soccorso alpino e dell'elisoccorso SUEM 118 di Pieve di Cadore. Il suo appello in questa coda di stagione invernale sulle nostre montagne è un invito alla prudenza, all'accortezza e al rispetto delle regole fondamentali per la sicurezza di tutti, afferma Zaia, degli sportivi, delle altre persone e dei soccorritori chiamati a rimediare alla spregiudicatezza o impreparazione altrui nei pericoli. Tecnici della provincia di Belluno in sopralluogo in diverse zone per il maltempo di Pasqua e Pasquetta che ha lasciato diversi strascichi con conseguenti piccole frane e smottamenti, in particolare 2 frane sulla provinciale 3 in zona Rivamonte a Gordino. C'è stata la segnalazione di massi in movimento a Rocca Pietre, uno smottamento a Tambre e una leggera colata a Venas in località Borgata Giau. Dagli accertamenti sarà possibile decidere se stabilizzare i massi in movimento oppure rimuoverli. Sono in corso sopralluoghi su tutte situazioni di dissesto segnalate. L'idea è quella di cambiare faccia alle città grazie al PNRR. L'amministrazione comunale ha spiegato oggi come verranno spesi quasi 39 milioni di euro. Vediamo. Quasi 39 milioni in opere pubbliche, tanto verrà speso a Belluno da qui a dicembre 2026 in 26 progetti. 39 milioni, dei quali solo uno arriverà dalle casse comunali, tutti gli altri prevalentemente dal PNRR e da altri finanziamenti regionali e provinciali. Sono finanziamenti importanti che cambieranno sicuramente il volto della nostra città, potenzieranno quello che sono i servizi, quello che è l'ambiente scolastico, quello che è l'ambiente sportivo e anche renderanno più bella la nostra città in quanto di riaffermare di essere veramente quel capoluogo delle Dolomiti. Tra i 26 progetti elencati spiccano la riqualificazione dello stadio per il quale verranno spesi 9 milioni e mezzo, il Parco della Piave con 5 milioni e 200 mila euro, la ristrutturazione dell'ex caserma dei Vigili del Fuoco con 4 milioni e mezzo.
Per chi vive o verrà a Belluno, certo sarà invece più facile vedere quelle che saranno le differenze sul Belvedere, nelle vie sotto Piazza dei Martiri, nella facciata dell'Auditorium in Piazza Duomo. Parliamo all'Auditorium e parliamo anche di altri ambienti, e credo che questo, quando un turista arriverà in città, e anche le vie della città, parlo di via Rimpa e quant'altro, il Belvedere, che comunque è un balcone veramente importante sulla vista sul Piave, credo sia apprezzato sicuramente da chiunque. Tra i 26 progetti ci sono anche scuole come quella di Badilette e Borgopiave, il laghetto del Nevegal, le frane di via San Francesco e Borgopra e 400.000 euro per nuove asfaltature. Ma per mettere a posto tutte le buche della città servirebbe 1 milione all'anno per 5 anni. Tema sul quale in Consiglio Comunale il gruppo Valore Comune ha presentato un'interrogazione chiedendo chiarimenti. Stiamo rincorrendo le necessità, questa è la questione, no? Anche abbiamo appena concluso un piano di asfaltatura a 400.000 euro, spero di arrivare a 500.000 con il bilancio che andremo a approvare a fine mese, e quindi nel corso dell'estate fare un'ulteriore botta di bitumature nel contesto anche delle frazioni, perché sono quelle che sono più indietro. Non passa la mozione presentata dal gruppo Più Forte Insieme, che chiedeva al sindaco De Pellegrini di annullare la trascrizione dell'atto di nascita della bimba nata in Austria con 2 mamme. Era evidente lo scopo provocatorio della mozione dei consiglieri Lagrù e Ferro, quello di ricordare che lo scorso maggio nell'emiciclo di Palazzo Rosso l'ideologia del centrodestra ebbe la meglio sul diritto al riconoscimento dello stato giuridico dei bambini nati da coppie omogenitoriali. Il sindaco De Pellegrini allora dichiarò di voler stare nella legalità pur nel vuoto legislativo della materia. Lo scorso febbraio, contrariamente ad ogni previsione, dopo le diffide inviate a Palazzo Rosso, il sindaco ha dato nulla osta alla trascrizione dell'atto di nascita della bambina, che è stata puntualmente eseguita all'anagrafe di Belluno. Il lungo dibattito è stato a tratti surreale, il voto finale 25 favorevoli, 3 contrari, 1 astenuto e un non votante ha evidenziato, come era negli auspici di Più Forte Insieme, una maggioranza senza uniformità politica. Era questa la nostra ultima notizia, grazie per essere stati in nostra compagnia. Come sempre al termine di ogni edizione dei nostri telegiornali abbiamo le previsioni del tempo. Grazie ancora, arrivederci e buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Graduale rinforzo dell'alta pressione, sinonimo di tempo stabile e rialzo termico, inizialmente non molto pronunciato, ma destinato a divenire particolarmente evidente nel weekend. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 4 aprile ci mostra un ampio soleggiamento, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. In pianura e nelle valli prealpine al primo mattino avremo locali foschie. Temperature in contenuto aumento, minime tra 5 e 9 gradi, massime tra 16 e 20 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole, al pomeriggio però sarà probabile una maggiore nuvolosità sulle prealpi con anche delle deboli piogge. Temperature minime tra 4 e 11 gradi, massime sui 16-18 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo qualche nube residua al mattino, ma che si dissolverà rapidamente lasciando spazio al sole. Temperature minime sui 7 gradi, massime intorno ai 21. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.